e comandava tanti e tante gente e posseria denari per quant'era la reina di Lumari. Stava di malamure perché in al palazzo c'erano tante pene e spazio il suo amore non lo voleva bene. Giorno ne scio per pazzo e sopra la menta sferrava per la campagna e la buscaglia. Stanco e avveluto si riposò alla fine già la pianura, un c'erano vicine, un orticello con la lupinata e una casuzza mensa sderrupata, fatta con 4 foglie di sarmenta e l'ulietto di paglia, in la quale un uomo cucinava con 4 foglie secche e 2 pignate, un poco di ramurazze e 2 patate, mentre che la moglie allo suo fianco spettava pomaroro sopra un banco. Sotto al fumo che la cottoriava, dove Dano cantava con tanta contentezza, uomo se n'ha da Dana, ci regnasse la sorte e la ricchezza. Il re maravigliato s'avvicinò e lestamente ci disse: e tu, pezzente, tu, povero meschino che non passi, com'è che sei contento non posseriello queste 4 foglie per sto pagliaro che ti sta buccando, mentre io, che si può dire che comando un popolo sano e sogno strapotente, campo in già le dolore e in già le doglie. Non me la conta giusta. Aspetta, che forse conosce la ricetta per campare felice. Te mando a morte se non me la rici. Signore, ci rispose Lovedano, quella formicoletta, solo gocciole di grano, uno che non si vira e non si punta, è la ricchezza per la sua famiglia, lo lusso che può fare una faida, vedete è una vampariglia, e rissa mica erba che coscienza sacrama e sta carpista con le pere, rissa erbuzza, ne unta, perida è una foresta immensa. Taruzzo le terruda, una carria premurosa alle sopravviste, per la formicolida corrisponde a una montagna, e la scurosa tana, una si curca con la sua compagna, perida è un castello antico, un palazzo di fate, per noi, sacra maestate, che ne volemo bene e ne spartimo il pane della ucca e lo suono alla notte. Oh, buono dente, come io meglimo, sto pagliaro che bucca è più un maggiore di un palazzo d'oro con tappeto alla scala. E ste patate cotte, queste 4 pomaroro, sanno che mi è assai nato mala. Eccellenza, un segreto per campare felice è tanto picca e tanto assai. Non sono le denare che fanno le brizze, spesso sono negli assai 4 carezze e ci vuole la salute e la coscienza sempre bella netta, un travaglio che aspetta e domani sapete asciugare la fronte. Insomma, a buone punte, l'amore e l'armonia e la sincerità, e se queste non l'avete mai sta, e siete più poveretto assai mia, e io non canceria ste 4 ramurazze con le vostre palazze. Vero è, disse il re mortificato, vero è, non hai ragione. Montò a cavallo, ci azzeccò le sprone e al galoppo sfrenato, come se fosse uno spirito maledetto, addrizzava l'oretto.
complimento con i chiafurari in pretura. Dunque, è introdotta la causa Masillare Fraschinella. Le parti ci sono? Sì, signore. Bene, fate la chiama dei testimoni. Messer Rapa. Presente. Francesca Stongde. Presente! Buddha Sanza Minestra. Presenti. Giovanni Masillara, alzatevi! Alzatevi! Presente. Voi siete accusato di aver ferito con arma da punta e taglio all'addome il nominato Natale Fraschinella. Confessate? Ma vuole confessare, signore, se ancora non glielo potuto mancare. Va bene, discolpatevi. Questa eccellenza, una lumanata che se ne scende certo bruglione a Roma quartiere. Perché mi vuole male? Ma cosa dite? Cosa c'entra la limonata? Sicuro che c'entra. Se non era questa lumanata, io sto da qua non ci forra. Ma questa circostanza della limonata è nuova. Voi non l'avete narrata nel vostro interrogatorio. La scienza forse non ne sappiamo capire. Ma la scienza con la limonata chi è candente? La bibita. Luogo al bagno, non è bibita, è tacchia. Tacchia. Un'altra definizione ostrogotta. Ecco, signor Pretore, perdoni, l'accusato si esprime con degli idiotismi. Tacchia vuol dire macchia e limonata, non limonata, significa nominata, calunnia. Ho capito, grazie. Benissimo. Adesso saltate fuori con la calunnia. Allora, il colpo di coltello a Fraschinella, chi l'ho infetto? Lo Spirito Santo. Se la scienza era come fare la cosa, per che ce l'avessi dato io. Ma non bisogna credere all'apparenza. Ma che apparenza? Ma certo, la cosa bisogna ragionare. Ora secondo come fu fatto. Mentre che ragionavamo questo Natale a Fraschinella, siccome mi stavamo andando un gioiello con la scienza, necessariamente veniva a un piccolo 5 soldi, una specie di imperino. Lungo 12 centimetri. Sì, anche vinta tutta una volta questo Fraschinella, pariamo giocato della pure. Fino a una ambulenza e mi disse, fatti sotto, carogna, a me. Ma un tempo di rillo, nessuno lecca sapone tanto, e se tappa un corpo all'angelina. Io ci feci una finta per scanziare a 1000, e mi preparai la manorita. Un innocentamente, ripeto, innocentamente c'era un piccolo 5 soldi. Io si tocca la panza e sta pigliando il stesso, come se potesse pigliare uno che era sopra un giuoco, o sopra una lima, o sopra un ringetto di scarpa arrabbiato in terra, va. Non ho capito un H. Cancelliere, avete scritto? Sì, signore. Leggete, per favore, leggete. Stavo sbucciando un cetriolo di 5 soldi quando fui investito d'Angelina, per schifare la quale ho fatto una pinta e con la rabbia è caduto sopra un chiodo, ferendosi alla pancia. Ma chi? La nominata Angelina.
No, signor Pretore, perdoni. L'accusato nega di aver colpito di sua volontà e afferisce invece che ha colpito la incidentalmente mentre questi lo investivano. E allora voi gli avete scritto: cancelliere, correggete. Avete un avvocato? No, signore. Avvocato Pappalucerna, vuole difenderlo lei? Come piace al signor Pretore? Attenzione allora, io avvocato non ne intendo pagare. Ma non ha pagato avvocato, è l'eratto paga avvocato. Allora se c'è, tu fai una fattura mo pigli. Anche se il mio sto avvocato mi pare di chiamare dietro. Silenzio! Introducete la testa Francesca Stonchiti. La signoria ci permette da sotto a ciozzo mesmo un bacchino. Era presente e ci può contare uno di tutto se gli è sereno. Silenzio voi, sedete. Francesca Stonchiti! Presente! Permesso? Ho permesso! Ci permettete? Beh, ma lasciatemi passare! Ma c'è che sto bene! Oh! Dunque! Dov'è che sto bene mesi a panetto mazzo? Se da toccare, oh, capito della scetta, sogno! Oh, che c'è qua stamattina? Ma che cazzo luna! Ma può aprire, no? Ma che cosa avete? Perché non mi fate avanti? Che c'è? Ma scienza! Ma che non si innaduna che ci piace la commedia, queste robe di chiazza? Pizzolate vostro solo se ne avete. Oh! Che se mi stava dalla muscata pardina, lui che va scippo, sempre mi parla. Insomma, vi volete fare avanti, sì o no? Ma lei è stato, perché a lei signora. Ma scienza, come mi potete fare avanti se non mi trovano un fazzolettone? Sbrugnatazze. E poi riuscivano che ci impengia la frinza nel bottone. Ne vuoi facciate il flash di vampengia? Ma con chi l'avete? Coscienza che non le è vero che sto bene mesi a comacca? Sciù, disgraziate che non si di altro. Beh, insomma, finitela con questo chiasso. Siete davanti alla giustizia. Comportatevi come si deve. Coscienza non avete ragione. Ma magari ma compatire. In brevis, cambio senza legge non c'è stato mai. E perciò non ci ho potuto vedere verso. E poi con queste sfacennatazze che ci piace la commedia, vuole sapere. Andiamo, come vi chiamate? Come mi chiamo? Come? Coscienza? Ah, questo cristiano mi chiamava un voce forte. Che l'aria, ma la notte. Non volesse suonare stanotte. E io dove da voi? Rispondete, come vi chiamate? Signore, Stonchiti. Del fu? Uomo? Del fu? Non capisco. Vostro padre è vivo o morto? Di essere, signori, è morto, ma non fu. Capistavillo a Bonarma faceva un giauro riggersomino e rose. Va bene, quando uno è morto si dice fu. Che sapevi? Vostra madre? Tanta bella, signore, grazie. Morta anch'essa? Tocco fierro, eccellenza. Che posato bisogna andare a una casa? Ma mangia, e che un beve una testa rabbia. Sta bene, e come si chiama? Concetta bella cosetta, per partire lo suo casato. Concetta che vai, per partire suo marito. Ma se avete detto che vostro padre si chiama Stonchiti, ora gli avete cambiato il nome? No, signore. Ma padre, ma mange, se mi dà il marito, e che vai è l'ultimo, salute. E voi siete del primo o del secondo letto? Uomo! Dico se siete figlia del primo o del secondo letto. Non capisco. Io sono figlia di mia madre e di mio padre. Ma siete figlia del primo o del secondo marito? Ah! Ma del primo marito! Potete capire
Scienza, parlava Olietto. Olietto sempre uno è stato. Dove guardate che c'è il Olietto entra? Dove siete nata? A che fura? Quanti anni avete? Coscienza, ma si noti in puro colera, se facessi un conto. Ma che conto è conto? Che indicazione è questa? Cancelliere. Si giri. Si giri. Ma che c'è? Scrivete gli anni 35. Che ma sfotte? No, non scrivete niente voi. No, ma resta scritto. Io per saperlo 32 anni e invece ho 15 giugno. Ah, ecco che lo sapete fare da voi il conto. Perché facevate l'ognorri. Qui? Ma quale gnarri? Alla mannara pazzo. Dunque, di anni 32 avete detto. Giurata. Per l'almuzzema pace niente mammuccio. Santa pazienza. Dite come dico io. Giuro di dire... Ah, capisci? Giuro di dire la verità, tutta la verità. Eccellenza, che c'è bisogno? Allora non mi conosce, va. Quando mai stavo che ha vissuto una menzogna? E poi a ieri mi confessai. Ripetete, la verità, tutt'altro che la verità. La verità, tutt'altro che la verità. Sedete là. Sedete là. No, sedete voi. Non sedete voi. Sedete, mettetevi a sedere. Eccolo qua, dove Prima non aspettavo, ma cosa ne fai? Io sono strada da queste poste. Quando lo dovete dire? A picca mazzigno. Sogno mi sa male così. Un sogno bello. Scusate le spalle. Alla buon'ora, raccontateci in brevi parole come avvenne la lotta al lavatoio pubblico lo scorso agosto, alla quale voi foste presente. E ricordatevi che la legge punisce severamente testimoni falsi e reticenti. Pace, figlio e Spirito Santo. Ma che perché sto mega mascio? C'è sbaglio. Quale lotto? No, quartiere non ne stai io. Tutta scatellata io camo. Ma che capisco, signor Pedoro, ma sapere fatto la sciarra! Ah, la sciarra! E allora perché parlavo lotto? Come successa a sciarra, signore? Vieni e ci conto ora di tutto. Sta attento. A sapere, eccellenza, che no quartiere non stai io, ci siamo una poca di gente oneste, come io, Dimo, pure Ciancia Menestra, Mene Caciolla, sarà tipo la Ianca e tante altre femminette che siamo tutte annorate e travagliatura. E poi ci sono magari che dei sciarrini che fanno questione e sono stampate magari nei giornali la lecca e la lecca, coscienza. Andiamo, venite al fatto e senza apprezzamenti. Andiamo c'è già la diatura, portiamo avanti niente ma coscienza ragazzi, questo sono carta e quando le mani ci sono i carta vuol dire che gente sono travagliatura. E non mai come accettone, tutti sti lettusi, chi ne riscianno le bellocche e poi non hanno che mangiare. Le menne cazzamare e la mentusa. Abbreviate! Cancelliere, avete scritto? Cancelliere, leggete. Sono donna onesta coi cavi, non dilettante, ovvero sia dilettante, cangialire, in italiano cambia valute, con ciondoli e balocchi, abitante in via Mendicazia Mare e lingua quando di amare. l'ho detto precisamente così. No, l'ho fatto per tradurre alla lettera. Dunque, buona donna, continua. Grazie. Dunque, noi veniamo di travagliatura, ossia io e Magomare Buddha Ciancia Menestra, ne miso ma giuscia la testa. Come? Cosa? Avete detto la giuscia? La giuscia. Che roba è la giuscia?
La giuscia che è? Ma uomo, senta! Ma la giuscia sa che è? Ma scherza, perché? Qui non si scherza! Dite che cos'è! A che fine? È tanto semplice! Magari se un schiaffeggiolino non lo sa venire! Ecco, come per caso che c'è una cristiana che cammina, ecco giusto? E c'ha la giuscia nella testa! Ma voi per giusta legge potete dire, ma che sta giuscia? Vieni e mi spiego. Ah, giuscia è da cosa? Che una abita in terra e scappano in testa. E perciò consiste di essere. Che cosa? A uomo o scienza, manca giuscia sa che è. A cassire. A giuscia. Signor Petone, se mi consente, la truffa, volgarmente detta presso le sicule lavandaie, è quell'involto con del bucato che portano in testa alle lavanderie o lavatoio che dir si voglia. Ma chi che sta incugnando questo? Che questo Matteo ma dice la Dunque, proseguite. Dunque, io e mia comare, con su morti l'avvocato in testa, come sapete capire viaggi, partiamo per la saia. Avete detto La saia, signore. la saia? Sì. E cos'è la saia? Lo per mia, una giuscia per mano avete. La saia, signore, è da cosa l'ogna. Unica una, vediamo. Si mette a lavare una saia. Che consiste di essere. Che cassire? Ma scelto, sai che ci dico? Io signore qua, voi siete le fuori al regno. Ne potevo capire? Ce ne sono trepate. Signor Petone, se mi consente, ne do io la definizione fatta della parola faia. Bravo, tutto santo e bene rimasto. Saia con la S o faia con la F? Faia con la F. La faia, dunque, è quel piccolo ricettacolo d'acqua corrente priva di muso, laddove le lavandaie inzuppano le mascherizze domestiche, fregandole sulla pietra che le pulisce dalle sostanze strane. Giusto è! Come resta io? Un signore ci ho portato. Basta vedere un lambuzzorgo! Benissimo, continuate, stop. Continuando, come arrivano in questa sostanza proprio, come resta sto cristiano. Con il signore ci ho portato. Mi troviamo in questa situazione. Io come un cane. E ma come ricorda c'è sopra mia? Visto ventura nostra c'è sopra ancora cucciere? Terrena misera e stillettosa di concetta che è là. E luogo eccellenza che ne nasceva la questione. Perché? Nonostante che noi erano più sotto e ne veniva l'acqua lurda e fetosa delle sue robe, sporte per miglia che i nostri erano ben pulite, che fece? Pigliava una manata di fagno, aiutava una saia e con la peste ne allurdiava tutta la bella biancheria dei parrocchiani. Disgraziati. Cancelliere, scrivete. Sì, signore. La Caillazza introduceva la peste nel bucato dei parrocchiani. Ma no! Scrivete così, gittava nell'acqua della poltiglia. Fagno. Poltiglia. Fagno, eccellenza, quella bottiglia. Silenzio! So io come si chiama. Poltiglia. Come volevo scienza? Come città sta bottiglia? E da me regalo tutti i belli robe. Venna burda, ci venna l'ogore. La ferrao pelutuppo, tutto zaivato e chino rogliazza roleva, schifio. E ha trascinato terra, tutta santa e benedetta Margherita. Se poi io avevo scienza, la ragazza condannasse e la pura portata a vita. E non va come puro,
con Marecetta, se non dovesse starare avrà un masone verassa. Troppo moruna. Silenzio voi! E voi, non divagate! Ma chi è Garicia? Dico, non divagate! Ma io non divarico! Ma quando mai queste cose? Ma stiamo per affrontare davanti a tutta sta gente! Senza manco essere vero, poi! E così, continuate! Mi chiama la lata, mi dice chiaro, ma Liunda, ma da dove io mi dice a perdere? Afferrò la caillazza e la trascinò per i capelli. Ah, sì signore, sì signore. Come se suose che fa da riparare infernale? Se levano zuoccolo, con rispetto parlando, e ce ne andappa un corpo nella testa, che ci avvicino bumulo tanto. Bumulo? Ma che roba è bumulo? Buono cicca, caccia ne naugio che non capisce. Come facciamo ora? Bumulo, signore, è grecchemetro, graunchio. Bumulo, graugno, ricchimicchio. Ma che lingua è la vostra? Perché non ti spiego signor Pretore? Ma se vendiamo a coscienza, scanziatemi, o a signore, ci lasciano pure il budicchione in testa. Che ce nasce? No, bumulo, una molongiana, va. Cancelliere, avete scritto? Con una zoccolata le produceva ferita lacero confusa alla ponta parietale denominata petronciana. Ma che? Scrivete piuttosto un'echivosi. Giusto, come le crime se ne veniva. Ma là a pigliare per farmi passare uscando. Proseguite. A sto punto la situazione contraria. O se una tale frascinedda sta potuto sentire panzarsa. Presente, marito di testa lettosa, lo quale Giovanna sa passare e si inviene la usciunare come una canazza pigliata. Che fece? Scendio e ci voglio gettare mamma ma con mare cotta. Ha investito. Un marito? Sì signore. Ma siccome si suole dire che Oriaulo si menta al nesce podde, per combinazione con ciò che passava magari, o Giuliana Masallara, fratello le Buddha, e corso per definirla. Allora che vuole scrivere, va scienza, l'uomo che si ammanacciavano, i figli che aiutavano voce e priamo e si aggrossavano loro. Ma l'oppa mia, tutte cose stanno sbombocando. E ne scemo in chiama. Uscirono al piano, al largo, insomma, di sfida. Ma signore, sei nero! Non so nient'altro. Come non sapete altro? Sapete tutto invece e dovete parlare. Ma signore, non so nient'altro. Perché dopo a sto punto ma scandai e perciò me ne fui e non metto più niente. Non è vero. Ce la giuro, ma che non mi va cagare il boscando. E se non ci crede la scienza, ho tutto scrutato, che mi curavo io, che sa niente. Badate, stonchiti, che i testimoni falsi o reticenti sono puniti con l'arresto e il carcere immediato. Voi sapete ben altro. Vedi Gesù, ma c'è questa voscenza? Me l'ha detto l'appuntato delle guardie di questura nel suo rapporto. Ma questo malo cristiano? Io? Peggio sì. Niente, se crede a Cristo voscenza, un infierno si levava. Non insultate gli agenti. Quale gente? E che faccio la vera voscenza? Io insultavo la mia quando stava passando per la strada. C'è scanto come un buttato al reverso. Voi foste presenti al ferimento, narrateci come accadde. E attorno ci giuzza, non c'era più e... Ma mi stanno a sparare a scancio. Benedetta tutta, allora, ma senta, quella è stata c'è violante, che fu presente, e sapevo di tutto, perché
che se ne scirra una cosa, tutto ruine le case. A coscienza mia non posso dire chi era. Ve lo dirò io, erano coltelli. E scansate le vero, ma che betti io faccio? Ah, sì! Così la prendete. Come andiamo a pigliare? Carabinieri, usciere, fate venire i carabinieri. Ma non ascoltasse! Non nego che erano codetta. Ti dirò per primo. Gioco, pazienza, io non faccio niente. Ma dunque, volete fare per forza conoscenza con il calcio? Usciere, chiamate la forza. Carabinieri! Aspettate, che prescia loro stanno giù magari? Aspettate! Cioè con confidenza. Posso giocare una sallara? Ma si là, che fa? Minacciate la sconchi! Poi? No, eccellenza. Mangiare un cucchiaio fate. Non trovo tu. E insomma, che confidenza è confidenza. Diciamolo forte, è stato il Basillare. Pedito però, pedito, perché io torno a dire che già me ne aiuto. Ah, finalmente. Ve ne potete andare. A casa, eccellenza. No, dovete tenervi pronta per ogni evento. Un viento. Ma che malvado che ho viento, eccellenza. Sogno sempre comunale, state e merda. Allegro, su Giovanni, caneste pigliate della node. Signor Pretore, è persona buona e considera. Va benedica l'ossenza. E ma scusate se ti ho detto qualche parola smelsa, ma sogno scogna dalla legge. Coscienza, che deve buttare una randura, c'è solo. Ora non vuole fare passare? Io già lo saccio. Non vuole fare un'obiezione da fare all'accusato. Il Fraschinella, come ora dinanzi ha dichiarato la teste Scontiti, è soprannominato panza assa, il che in italiano si traduce come panza bruciata. Questo è un grave difetto d'EPA. Ora io mi chiedo, se il ferito ha questa parte del corpo così prospicente, così voluminosa, così appariscente, può infilarsi da sé medesimo? Mi faccio questa domanda. Cancelliere, lo metta a verbale per favore questa mia osservazione. Chi sto comandavo? Se una casa L'inverosimiglianza della versione basillara sta in questo, che il ferito non poteva essere colpito alla pancia, stante che il difetto di questa parte del corpo essendo incendiato. Avanti gli altri testimoni. Messerata! Presente! Uno di dire la verità, tutta la verità e nient'altro che la verità. Bravo! Avete fatto tutto da voi. Ma chi vi ha pregato di giurare? Scusi signor Pretore la preciosità, ma l'ho fatto per risparmiare tempo. Ah, avete fretta. Signor sì, perché c'è un'organizzazione di appiattamento contro talune ignote che hanno rubato del pollame e se ne devono dividere in comarca verso quadrata tripatore. Sta bene, vi appiatterete dopo. Trattandosi del mio doveri. E qui perché ci siete? Per burla? Cercate di testimoniare. Come vogliono essi, mi affranca la sua parola. Il vostro nome? Miguccia Rapa, del Fusi Gismondo e di Antonia Gatto, nativo di Popolino, provincia di Riggio, di anni 37, qui residente e domiciliato, appuntato delle guardie certe, prossimo a vice brigadiere. Benissimo. Giurate. Ah, già, avete giurato. Dunque, che sapete della rissa al lavatoio pubblico tra Natale Fraschinella e Giovanni Masillara? Che ne so, uno di tutto.
Ed ecco che ce la racconti in 2 parole, succintamente e senza fare tanti preamboli. Dunque, quel giorno ero di servizio in via Po, la quale, dopo averla pedinata per un bel po' su e giù, mi avevo posto di piantagione sotto un fanale. Continuate. Quando, ad un tratto, immisi un piccolo rumore di rissa donnesca, onde pensai: queste 2 donne, con le loro voci acute, vogliono turbare la tranquillità della strada domestica passante. E così continuate. Non posso. Perché non potete? Perché c'è qualcuno che ride sopra la mia persona. Vorrebbe sapere chi c'è da ridere. Stupidi e cretini. Non apostrofate il pubblico. Prego il pubblico di astenersi da qualsiasi manifestazione. Continuate voi. Mi avvicino al luogo emanatore dei gridi e scopro 2 donne che si bastonavano tirandosi per i capelli. Silenzio! E così perché tacete? Ma lei, signor Pretore, non se ne è accorto che al pubblico ci faccio sciopero di fesso? Imbecilli e facinerose. E 2. Ripeto al pubblico di non fare manifestazioni di sorta in quest'area. Altrimenti farò sgomberare. Vedrete che non vi disturberà più nessuno. Continuate. Voglio sfilare. Dunque, quel giorno, una delle 2 rissaiole, ad un tratto momento, si toglie da piede uno zoccolo, scusando il rispetto parlando, e ce lo tira in testa all'altra, procurandoci una ferita lacero condusa alla cuticagna, guaribile in 10 giorni. Allora mi ho visto sbarrito e pensai di andare a chiamare subito il mio compagno di battaglia Messer Rana, la quale era subito per avere un suo, come si dice, un suo aiuto, una mano d'aiuto nel setamento della slodata rissa. Quindi ho fuggito tutto di corsa, che io per fuggire ho stato sempre l'unico. E poi? E poi, se lei non fa stare al pubblico, io non parlo più. Le rimbraverisca, la prego, rimbraverisca. Signori, per la 3ª volta, prego il silenzio. Continuate e senza preoccuparvi dei rumori. Ho fuggito tutto di corsa per raggiungere il mio collega, ossia il suo disgrodamento. Ma siccome non c'era, mi ho armato di coraggio civile e sono andato da solo sul luogo del disastro. Ma che c'è da ridere? Gente inconclusionata! Vi ho detto di non apostrofare il pubblico. Scusi, signor Pretore, ma dal momento che me le scippano dalla bocca, io apostrofo! E fate male, ve lo ripeto, il pubblico stia al suo posto. Proseguite. Quando tornai sul luogo del disastro, non trovai più le 2 donne che si litigavano fra di loro, ma bensì 2 uomini. Uno di essi era l'emarginato individuo che aveva uscito i 5 soldi e guardava l'altro come un gatto mammone che ci si voleva buttare addosso. E che cos'è 5 soldi? È un coltello di misura, la quale è 3 centimetri più lungo e serve ad uso di timmerino, di annetta viva e di sbucciatore di frutti e di altri ortaggi, come per esempio rissi, ammazzatini e altri. Ho capito, continuate. Vista la mala pigliata che qua poteva finire a schifino,
io mi sono messa a gridare di sopra il parapetto, alto là, fermo là, non ti allanzare, ma che quel manecoldo invece di obbedire si sgascia una perpendicolare a livello dello stomaco a povero Frascinella, lasciandolo decaduto per terra con la testa alle gambe e i piedi a ponente. E voi che ci stavate a fare? Vengo, sì. Prima mi sono vista tutta la vista del ferito, che cadendo supino a faccia in sotto gridava colmariamente dicendo ai, m'ammazzò, mentre il ferito fuggiva correndo. Il ferito. Scusi, un lapsus, il feritore fuggiva correndo. Onde io cosa faccio? Gli sbarro il passo, prendo la rivoltella e ci grido: fermo là, Macaro! Non ti allanzare e non ti muovere, se no ti faccio andare due olive venivore che ti producono una ferita d'arma da fuoco. Ancora a scellare. A destra e con uscita quella di sinistra. Guaribile in 30 giorni, senza riserva e senza promesso. Silenzio! Lo vede lei che continuano le sfottenze, signor Pretore, lo vede? Ma io ne conosco qualcuno che se lo prende con le mie attiti, gli stiro il collo come un gallo facciano. Signor Pretore, lo vede che continuano ancora gli insulti? Silenzio! Per l'ultima volta ripeto che se il pubblico continuerà nelle manifestazioni di ilarità sarò costretto a far sgomberare. Continuate, messer fatto. A questa intimazione il basiliare si è resa a descrizione. Allora io cosa ho fatto? Una perquisizione domiciliare alla sua persona. E indovinate cosa ci ho trovato? Un licca saponi, ossia un secondo coltello con buona misura. Un atto infame! Non c'è altro? Non ci sarebbe altro, ma dal momento che questo delitto inferisce con parole oscene, ci dico che c'è seguito. E consiste che, mentre io lo portavo alle cancelle di Sant'Agostino, ha ingognato la nominata Francesca Scambiti, il quale ci ha parlato nelle orecchie di lui, dove io prontamente li ho scucchiati. C'è altro? C'è altro? Signor sì, vorrei avanzare una stanza. Sì, un soggiorno, un salotto, una cucina. Si dice istanza con la I. Va bene, vorrei sempre avanzare una stanza qua. Quindi, in questo fatto che io vi ho esposto, è bene chiaro che ho rischiato la mia vita civile. E in questo non ho avuto né un alimento di gratificazione e neanche un aumento pecuniario. Ma va bene, va bene. Ma le 3 lire dell'icca sapore della contraminzione che io ho fatto, dove sono? Perché non vengono? Perché? Me lo sa spiegare lei con la sua illuminata giustizia? Ma che c'entra il pretore con le spettanze della contravvenzione? Rivolgetevi al vostro amministratore. Potete andare. E va bene, tutti che ce l'avete con la guardia, me ne vado. Ma io, se mi giro nei cervella qualche giorno, mi spoglio di questa onorata carriera e formo una società denominata Guardie Dimissionarie, nulla tenelle, nulla facelle, socialistica italiana. Cancelliere, leggete la deposizione del Desterrato. Trovandomi a pattugliare per via Po, mi ferì l'orecchio una rissa di lavandaie che si bisticciavano fra loro donne. Mi allontanai e la caillazza riceveva una zoccolata in testa. Corsi e trovai che il Masillavara veniva in Fraschinella.
intimandogli la resa, arrestare il feritore, dedito al leccare sapone, e gli fece la perquisizione a Sant'Agostino. Dopodiché frequentò la testa stonchiti dell'orecchio, onde li ho divisi. Anche voi, cancelliere, scrivete in un modo. Traduco, signor Fedore, traduco. Chiedo sia richiamata la testa stonchiti, la quale dalla deposizione del Rapa appare reticente, non avendo detta, secondo me, tutta la verità. La difesa ha nulla da dire contro la richiesta del pubblico ministero? La difesa si rimette. Che cosa Aspetta solo una stietta, che mi rimascendo sull'altro quando parlare. Silenzio voi, silenzio! Ma scena, come nasco un po' avvocato? Ieri avevo poi orario. Perché era una parola, bisognava tu, non mi scecchino lì. Vi compatisco, ignorante. Quando mi piace, veramente, non Farei bene a non difendere di più. niente forza, che se morte finita così. Mi facete dire il gnalera con tutti i scatti, mi facete dire. Silenzio, silenzio! Si richiami la testa stonchiti. Francesca Stonghete! Francesca Stonghete! Ma presente! E rispondete quando le chiamo! Ma c'è che mi piace la musica, che mi piace! Oh! Ma tu Abbinna, ma tutto sto spuglio che c'è a Binna, che non avete che fare vostre case? Avanti, avanti! Ora, avanti, avanti! Oh! Ma senza, sempre che natura ci sono! Perché non ci fanno una menacciata? Che mi muncirro come una racina, mi muncirro! Finiamola! Manco che i carabinieri ci vengono più! Badate stonchiti, che poco fa diceste di non aver visto ferire il Fraschinella. Ma scenza un vassetto così non scorremo mica! Allora, diceste di non aver visto ferire il Fraschinella. E che lì se menzogna? Parrebbe, perché la guardia di città Rapa asserisce invece che non soltanto foste presenti al ferimento, ma dopo essersi consumato il misfatto, il feritore dite la verità, che sarà meglio per voi. Ah, ancora scudavo, coscienza. Vero avevo fatto le orecchie. Ma sai che fu? Che abbastanza ci attaglio, su Giovanni Massellara, scherzando come sempre fa io, ma tirava la orecchia era così. Ma lo più mia! Che avete? Che cercate? Ma che l'orecchino, peste! Ma per niente! Scusate, ma non mi comprare, ma questo per niente! Ma che vi prende? Rispondete a me! Oh, per niente loro! Ovo! Ma no! Oro le Marta! E non c'è Trappisi! Trappisi! Ma insomma, rispondete per bacco! Ma non parlo! E come ha visto? Con cui era aggiustato? Ah! O lei chiama la nuova riviolante? Con Ida ero! Ida me l'aveva riscosso! Rispondete a me, vi dico! Ma rispondete al signor Pedone, stupida! E state sanno voi e io magari! E ma non hanno sparte! E sapete a te come parlate? Chissà fu violante! Certo come c'è da morte! E se ne fu io? Chi c'è la prova? Ah, ma la famosa che non serve! Vedi che io cassogna, non me ne ho foiuto e prima remontuarmi. Sciacque da ucca, che l'onestà mia è conosciuta. Tu fusti l'altra! Mi tornaste all'occhio per niente e tu le tocca a te! Oh, cosa dinte magari di un'altra volta! Ma perché non è chiaro che non ragionevo miei? Scina tu, scina, che hai coraggio! Silenzio nel pubblico! Stonchiti, silenzio! Ma chiara che non ragioniamo! Vieni, caganetica! Scina tu, che dici poi io ti faccio match, scendo! E tu che c'è 4 pille, più che lei! In piazza! Uscite! Fate sgombrare l'aula! L'udienza è tolta!
queste quattro scolate! E che i film non si fanno nudo!